L'orafo di cui parlavo abita in una casetta di tipo arabo, con un piccolo patio sul quale pende l'uva da un pergolato. È un contadino che dedica le ore libere a quei raffinati lavori seguendo la tradizione del padre. E infatti lo trovai che pigiava l'uva. Lasciata l'uva, mi portò in casa e aprì uno scrigno traendone un mucchietto di gioielli antichi che non venderebbe per nessuna ragione. Uno dei più curiosi mi pare che sia lo splugadente, cosiddetto. Prego, come si dice? Splugadente, cosiddetto, che sarebbe fatto in argento, vede? E questo sarebbe un fischietto. Ecco, questo sarebbe per stuzzicadenti, cosiddetto. Splugadente corrisponde a stuzzicadenti. Questo sarebbe per le orecchie. Ecco. Come si portavano questi gioielli? Questo si portava così, ecco, nel petto, le donne lo portavano, questo veniva attaccato ai bottoni, così. Ecco. Come gli uomini portano la catena dell'orologio? Sì, ecco, una cosa del genere. Ma si portavano sull'abito di tutti i giorni oppure No, i giorni di gala? festa, i giorni di festa, lo portano tuttora chi ce l'ha, vero che no? Erano preferibilmente in argento o Sì, in argento, erano fatti tutti in argento perché in oro sarebbe costato troppo. Ecco. Questo sarebbe un portaprofundi, lo chiamano sanuschera. Cosa vorrebbe dire? Sarebbe un portaprofumi, ecco, per Maschera odorare. da annusare. Odorare, ecco. Ah, sì. E questo si portava anch'esso appeso al... Peso insieme con lo Oppure- splugadente. tutti e due insieme. E anche il cocco. Il cocco che cos'è? Il cocco è quel piccolo oggettino d'argento che serve per metterlo ai bambini. Addosso ai bambini o sulla Sì, culla? Anche nella culla, ma lo mettevano nei bambini, contro il malocchio, ecco. O la pietra nera. E se era maschietto magari la mettevano una pietra azzurra. Ecco. Allora, azzurra per i maschietti e nera per le femminucce. Sì. Di questo che ha in mano, che assomiglia ad un sole, come si Questo si chiama sole. Si chiama sole, sì. E questo c'è è un cuore, una stella un cuore, una stella e e tutto un giro intorno come dei pianetini, Sì, ecco perché forse si chiama il sole. Sì. Questo veniva portato invece appeso dalle donne, questo viene come portato. appeso al collo. Sì, al collo. Sì. E lo usano tuttora, molte donne. Sì. E questo che assomiglia a un... Agnis. questo è il nome, Agnis. Sì. E che uso aveva? Questo era come una specie di porta reliquie. E questo veniva lo stesso messo qua al petto, insieme con lo splugadente, col cocco. Sì. E queste ce ne sono di diverse forme, vedi? Questo è ovale, questo è rotondo. Ma sotto l'argento vedo che c'è una stoffa ricamata, una Sì. seta ricamata. Sì, quello di un colore, dell'altro, vedi? E si trova sempre questa stoffa ricamata, mai No. madreperla. Tutti, Solito- tutti hanno questa stoffa. Questa seta Sì. ricamata. Sì.